Allora, abbiamo ricevuto anche un paio di messaggi, vediamo se la regia me li può rimettere in onda, perché era interessante in modo particolare uno che diceva quando ricevete telefonate non date il proprio codice, perché ovviamente possono accedere ai vostri dati personali. Ma sapete quanti anziani subiscono ingiustizie ma non se ne sa nulla? Perché non vengono denunciate, verissimo. L'altro messaggio invece diceva: non aprite a chi si presenta a casa con bollette gas, luce e acqua, nessuno si presenta senza appuntamento, non date nessun dato sensibile al telefono ed è sacrosanto, tantomeno il codice POD delle vostre forniture, attenti. E qui adesso una persona abbastanza addetta ai lavori, perché ha detto delle cose molto molto significative e importanti. Non date i vostri dati sensibili, non mandateli a destra e a manca, che dopo di questi si possono avvalere i truffatori. Segretario, è sempre con noi? Sì. Eccolo qua, perfetto. Niente, io l'ho interrotta, lei mi stava raccontando qualcosa di interessante, le ridò la parola. No, niente, per riprendere appunto, anche come dire, a conforto del senso di perché devo fare denuncia, non ne vale la pena, oppure non avevo i documenti, ho perso 100 euro, quelli non li recupero. Sì, vero, però noi non possiamo evitare di dire fate la denuncia, fate la segnalazione ai carabinieri, alla polizia, là dove ci sono addetti d'ufficio che può raccogliere questa segnalazione, perché sono dati estremamente utili per comunque impostare i programmi di prevenzione e ovviamente anche di repressione, perché nelle grandi città, ma anche nelle città medie, magari nei centri storici sicuramente più che nelle zone periferiche, le forze dell'ordine operano anche con pattuglie. Assolutamente, questo è molto importante, è utile quello che lei ha detto, denunciate comunque, perché dopo le indagini si convergono in certi punti, i controlli, i passaggi anche delle stesse pattuglie di polizia o dei carabinieri, quindi è molto importante e significativo. Per quanto riguarda, prima non riuscivamo ad avere il suo collegamento, vediamo se ce l'ho con questa domanda: polizia postale, di che cosa si occupa, come va intercettata, come va fatta la segnalazione alla polizia postale, o basta chiamare sempre voi e provvedete? Questa è una cosa che si domandano molte volte i telespettatori. Segretario? È una domanda che non riusciamo a porre, quindi niente, era una mail che era arrivata più volte da parte dei nostri telespettatori. Cogliamo l'occasione però nei minuti restanti per ribadire un concetto: esiste una rivista? Sì, Liberetà, certo. Il cui abbonamento annuo è irrisorio, 1 euro al mese, 12 euro per avere una bellissima rivista interessantissima, e noi ci proponiamo che da gennaio ogni settimana ne parleremo, faremo un capitolo diverso, dove tra l'altro c'è anche un inserto molte volte dedicato a questo capitolo delle truffe. Questa rivista pubblica anche del materiale, insomma, che spiega meglio quello che tratta nei suoi articoli, e in particolare per quanto riguarda il tema che abbiamo affrontato oggi c'è il libretto Non ci casco, che viene poi aggiornato di volta in volta, periodicamente, e in cui veramente si possono trovare tutti i consigli per come non essere preda di questi truffatori, e le varie casistiche e quant'altro, ma si fa riferimento veramente dai furti alle truffe, ma anche, per esempio, c'è anche un capitolo dedicato al gioco d'azzardo, che è un'altra piaga che soprattutto colpisce le persone più sole, le persone più fragili, perché sono queste, insomma, che cadono più facilmente nella rete. E quindi, insomma, è un materiale importante, lo potete chiedere anche nelle nostre sedi. Oppure abbonarvi, così arriva a casa. Però è importante abbonarsi. Sì, no, io adesso pensavo al libretto in sé. Sì, al libretto si trova sulle sedi. Veramente la rivista Libertà, come dicevi, un attimo solo, si usano 12 euro all'anno. Potreste anche farlo come regalo per Natale, basta andare nel sito di Libertà, c'è anche il modo per abbonarsi online.
Assolutamente, che è quindi una cosa più utile, simpatica, anche un'idea di regalo, sì, no? è un'idea di regalo, soprattutto per i vostri genitori più anziani, per i nonni. Saranno molto contenti perché è una rivista che è scritta con un linguaggio semplice, però affronta temi importanti. Beh, ma a parte quello, poi anche cose dall'agricoltura, all'alimentazione, da tutto, veramente, addirittura c'è la ricetta, le barzellette, il cruciverba. C'è il tema politico, c'è il tema sindacale, c'è gli aggiornamenti, la recensione del libro, quindi la parte culturale, c'è veramente un po' di tutto ed è di facile lettura, tra l'altro. Di facile lettura, molto colorato, con belle immagini. E addirittura c'è un concorso legato, così approfitto, proprio l'altro giorno, proprio ieri c'è stata la premiazione del concorso letterario di librerità e dei cortometraggi, e anche quello scritti sul lavoro. E io ho fatto parte poi di un gruppo lettura del Veneto, perché ogni regione doveva costituire un gruppo lettura. Abbiamo letto questi manoscritti che sono stati inviati dalle persone, soprattutto anziani, che dovevano raccontare un po' in maniera autobiografica pezzi della loro storia. Ma è bellissimo, modo. Perché restano testimonianze indelebili. Davvero molto simpatico, molto interessante. E ci sono stati i tre primi arrivati ieri, ma anche i cortometraggi sempre collegati a Libertà, insomma, sono stati belli. Che ha vinto un ragazzo di 14 anni del Kurdistan, quindi, pensa a te. Per esperienza diffidate dalle nuove conoscenze che si mostrano amichevoli. I furfanti per assurdo lo sono fino a quando vi fregano, e purtroppo per esperienza questa persona ha avuto una brutta esperienza, quindi stiamo molto attenti. Siamo in chiusura. Gli auguri per il Natale da parte dello SPI. Sì, a tutti gli anziani davvero, e la raccomandazione, sì, velocissima. Auguri davvero a tutte e a tutti, e con una raccomandazione: questo non è un Natale come tutti gli altri, lo sappiamo, lo vivremo così, però non dobbiamo perdere le speranze, ma dobbiamo questo Natale preservarci per poterlo veramente festeggiare l'anno prossimo in maniera più rinunciare a qualcosa adesso per il bene futuro. Gli anziani stiano veramente a casa, parlino con i loro nipoti, i loro familiari più stretti attraverso le videochiamate, no? Attraverso il telefono. Un abbraccio può essere pericoloso. Sono momenti molto certo, limitati, perché noi vogliamo arrivare tutti insieme a Natale prossimo 2021. Grazie Rosanna Bettella, auguri anche a tutto lo SPI CGIL che ha collaborato con noi in queste edizioni. Ci ritroveremo naturalmente poi con le nuove puntate con l'inizio del prossimo anno, e mi raccomando tutti in salute, quindi grande attenzione alle relazioni sociali. Passeggiata fa bene, ma in solitudine è molto meglio. Grazie ancora, buon proseguimento, a presto.